Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il compartimento Polizia Postale di Reggio Calabria ha sequestrato ed oscurato 26 siti internet attraverso i quali si istigava a commettere i reati di maltrattamento di animali e di organizzazione spettacoli o manifestazioni vietate come corse clandestine di cavalli. Si tratta per quantità e organicità della prima operazione del genere nel nostro paese. L'attività investigativa ha avuto inizio dalla denuncia presentata dall'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV. Uno stabilimento destinato alla produzione di cibi precotti e congelati del valore di circa 500.000 euro e che non è mai entrato in attività è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Cosenza nell'ambito di un'inchiesta per una truffa ai danni dell'Unione Europea per l'indebita percezione di finanziamenti che vede indagate complessivamente 8 persone. Il titolare dell'azienda situata a Mendicino aveva ottenuto l'erogazione di 500.000 euro su un finanziamento complessivo di 1,3 milioni utilizzando fatture per operazioni inesistenti. Arriveranno in Calabria 30 milioni di euro per sostenere i lavori più urgenti, lo ha detto Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, che ieri ha incontrato il governatore della Calabria, i presidenti delle 5 province e diversi sindaci del territorio, oltre ai tecnici preposti allo studio del fenomeno delle frane che stanno interessando il territorio. 15 milioni sono i fondi stanziati per le emergenze del 2009, adesso sbloccati. Poi ne abbiamo stanziato altri 15 per fronteggiare le emergenze di queste settimane, ha detto Bertolaso. Confermata la sospensione del piano di rientro degli abitanti di Maierato nelle loro case dopo il nuovo smottamento della scorsa notte. Oggi Bertolaso ha sorvolato la provincia di Cosenza e i paesi interessati da smottamenti, poi di nuovo a Maierato per rendersi personalmente conto della situazione nel paese del Vibonese a una settimana dalla frana disastrosa. Sopralluogo anche della Commissione Grandi Rischi regionale che verificherà le condizioni della frana e gli eventuali pericoli per la popolazione e del Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. Il presidente della regione Agazio Loiero e l'assessore al turismo Damiano Guagliardi hanno presentato alla BIT di Milano il rapporto sul turismo Calabria 2010. A rappresentare la Calabria anche Miss Italia 2009 Maria Perrusi. All'importante vetrina milanese sono presenti diversi comuni calabresi, tra cui Crotone, la Mezzia Terme e il Parco del Pollino. Sono convinto, ha affermato il presidente Loiero, che nei prossimi anni il turismo calabrese cambierà alcune movenze, forse puntando anche sulla montagna oltre che sul mare. A Villa Zerbi di Reggio Calabria 400 reperti egiziani direttamente dal Museo Egizio di Torino, in esposizione fino al prossimo 20 giugno. La mostra Egitto mai visto è stata inaugurata ieri mattina dal sindaco Giuseppe Scopelliti e dall'assessore ai grandi eventi Antonella Freno. Per 4 mesi si potranno ammirare oggetti d'uso, di culto e pezzi d'arte rinvenuti 100 anni fa dalla missione italiana guidata dal celebre egittologo Ernesto Schiaparelli, nei siti di Assiut e Gebelin. Si è tenuta nel fine settimana a Crotone la quinta edizione del premio Dirigente Gentleman. All'evento, patrocinato per la prima volta dalla Lega Nazionale Dilettanti, hanno partecipato il presidente nazionale AIA, Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, il vicepresidente Lega Nazionale Dilettanti responsabile Area Sud, Antonio Cosentino, i componenti del Comitato Nazionale AIA Area Sud, Pippo Capellupo e Maurizio Gialluisi, il presidente regionale FIGC Calabria Saverio Minarchi e il presidente AIA Calabria Stefano Archinà. Il Catanzaro perde 1-0 contro la Juve Stabia e si fa raggiungere dai campani in testa alla classifica della seconda divisione. Nel dopogara scontri tra tifosi, in cui ha avuto la peggio un sostenitore giallorosso con la frattura della gamba e diverse contusioni. La questura sta ora analizzando i filmati degli incidenti. Sempre in seconda, la Vibonese viene sconfitta a domicilio per 2-1 dal Noicattaro. In prima, il Cosenza, dopo il gol del vantaggio siglato dal solito biancolino, si fa pareggiare da Rossi. 26esima giornata amara per la Regina, che subisce la nona sconfitta esterna ad opera del Cittadella, grazie alla rete di Bellazzini. Stasera tocca al Crotone che alle 20:45 ospita allo Scida il Lecce di Decanio.